La Sicilia isola felice dove poter vivere come il Portogallo o le Canarie. Questa è la proposta lanciata dal vicepresidente della regione, professor Gaetano Armao, inserita nel testo della nuova finanziaria della regione siciliana. Una proposta diventata norma di legge che consente agli italiani o stranieri di avere il taglio delle tasse regionali e comunali se trasferiranno la loro residenza nell'isola. In particolare, la norma prevede l'esenzione dall'IRPEF regionale, dalle imposte comunali, dal bollo auto e sgravi sull'acquisto degli immobili. La norma vale solo per chi, straniero e no, almeno da 10 anni non è residente in Italia. L'obiettivo è quello di frenare lo spopolamento della Sicilia e puntare al contrario sulla Sicilia, terra ideale dove poter vivere. Alcuni paesi europei, infatti, come il Portogallo o meglio ancora le Canarie, le numerose isolette vulcaniche a largo dell'Oceano Atlantico, godono di alcune importanti agevolazioni fiscali e sono per questo diventate nel tempo meta di molti italiani e moltissimi di questi hanno scelto di vivere da pensionati. Altro ancora hanno puntato su nuove attività imprenditoriali, soprattutto nella ristorazione. Ad influire positivamente, oltre alle agevolazioni fiscali, vi è soprattutto il clima mite tutto l'anno, il costo modesto della vita e soprattutto la qualità dei servizi pubblici che consente a chi vive in quei luoghi di vivere serenamente e dignitosamente.